Un mese dal 16 ottobre al 14 novembre per vivere un'esperienza sensoriale e culturale a 360 gradi. Villa Morosini Cappello si trasforma in un grande e suggestivo prato d'alpeggio per ospitare una mostra e un libro fotografico che raccontano i gesti, le emozioni, la memoria, i sentimenti e l'ostinata passione di un antico mestiere, quello del malgaro. È un progetto che ha una grande finalità, che è quella di riuscire a trasferire questa antica, se vogliamo, professione, mestiere, che ha un denominatore che la spinge a essere presente nelle nostre montagne tuttora, che è la passione. Abbiamo voluto chiamarla Ostinata Passione e non una mostra solamente etnografica, perché racconta proprio di uno stile di vita, di un modo di rapportarsi con la natura e con l'ambiente. Un progetto speciale ideato da Latterie Vicentine e patrocinato dalla Regione Veneto e dall'amministrazione comunale di Cartigliano. È un lavoro fatto per raccontare la vita di queste persone in Maiga. È un lavoro culturale, di racconto. La Regione Veneto patrocina sempre molto volentieri e con orgoglio questo tipo di eventi, perché per il nostro presidente Luca Zaia l'agricoltura e tutto quello che gira attorno a questa parola è fondamentale. Una mostra che è anche l'occasione per ribadire l'importanza del Made in Veneto. In questo periodo sentiamo molte volte in Europa parlare di finto prosecco o di finto formaggio. Dunque dobbiamo far capire alle persone cosa significa avere il prezioso contributo dei maigari per avere un eccellente prodotto